la sicurezza parte dagli uomini in divisa e dobbiamo difendere gli uomini in divisa quando effettuano il loro servizio. Purtroppo la cronaca ci porta che o per atti dovuti o per reati un po' così astratti vengono messi sul banco degli imputati e devono talvolta affrontare spese e anche risarcimenti che appaiono ai cittadini qualcosa di anomalo. Se io faccio il mio dovere e uso legittimamente le armi per difendere la vita di altri o per evitare reati, ma perché io devo rispondere di eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi? Un incontro tra le principali sigle sindacali delle Forze dell'Ordine a Palazzo Moroni a Padova per discutere di sicurezza e delle problematiche legate alla gestione dell'ordine pubblico. L'ultimo caso a Milano pochi giorni fa, dove un poliziotto ha sparato e ucciso un ventenne di origini nordafricane che gli aveva puntato una pistola addosso, rivelatasi poi a salve. Ora l'agente è indagato, un atto dovuto, dicono le cronache. L'associazione Padova Legalità e Solidarietà chiede che le regole siano riviste. L'atto dovuto sta facendo il percorso in Parlamento e speriamo che questo percorso sia veloce. Seconda questione. I magistrati devono essere più poliziotti, devono capire cosa fanno i poliziotti in strada, stare più vicino ai poliziotti in strada piuttosto che fare i burocrati, oppure viceversa ai poliziotti riserviamo una quota per fare i magistrati quando hanno i requisiti, che il requisito minimo è la laurea, e aggiungiamo anche la loro esperienza e la loro conoscenza del settore.